Salve a tutti, sono Umberto Basso, lavoro alla IOV, ma qui oggi sono in rappresentanza dell'AIOM e sono coordinatore regionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Oggi il pubblico è prevalentemente di psicologi, di altri specialisti, c'è il dottor Azzarello che è oncologo e noi ovviamente come oncologi siamo quotidianamente in contatto con queste problematiche, quindi con la difficoltà di affrontare il concetto di prognosi e poi della fine vita, delle prospettive, eccetera, eccetera. Purtroppo voi sapete che non c'è un percorso formativo specifico per i medici per affrontare questi argomenti, per affrontare queste problematiche, per cui ognuno un po' si fa la propria esperienza nei giorni, nei mesi, negli anni di professione, un po' guardando i colleghi, un po' proprio confrontandosi con i pazienti, approfittando un po' del feedback, insomma, di quello che succede. Per cui complimenti per chi ha organizzato un evento di questo tipo, proprio per cercare di raggiungere la competenza e quindi di migliorare un po', di discutere, di sviluppare un po' i temi e capire come affrontarli al meglio, quindi essere un po' più preparati di fronte ai pazienti quando si affrontano questi argomenti, sapendo poi che ogni persona è diversa e oltre alla persona c'è anche la famiglia e noi oncologi passiamo un po' per essere gli specialisti un po' cattivi, perché siamo sempre quelli che diciamo la verità ai pazienti. Anche ieri parlavo con una signora che era stata operata dal suo chirurgo che le aveva detto tutto bene, l'intervento è andato bene, vedrà che starà benissimo, adesso vada anche dall'oncologo che forse le propone qualche curetta così di consolidamento, ma vedrà che il suo problema è sistemato. Questa è andata dall'oncologo, quello le ha detto no, guardi che la sua malattia è seria, deve fare della chemioterapia, ma lei non guarirà, probabilmente la malattia tornerà fuori, avrà sempre periodi di chemioterapia e di pausa, eccetera, e questa ha detto che è rimasta delusissima e che si è sentita proprio tradita nel suo profondo e che non aveva più il coraggio di affrontare l'altro specialista che le aveva praticamente illusa su quella che era la propria prospettiva. E di qui appunto l'importanza di diffondere la cultura sull'importanza di essere aperti con i pazienti, ovviamente in base a quello che i pazienti chiedono e quindi cercare sempre di essere onesti senza togliere la speranza, però comunque senza neanche dare false speranze. Purtroppo per i pazienti la parola tumore equivale a morte e quindi hanno sempre questa difficoltà di affrontare il termine e di affrontare le problematiche, mentre per esempio quando si parla di obesità, l'obesità è un segno di benessere, di felicità e quando invece sappiamo che l'obesità oltre a causare i tumori causa le malattie cardiovascolari ed è una principale causa di morte, quindi per esempio uno dovrebbe preoccuparsi di essere obeso, di fumare, di tutti gli altri fattori di rischio, mentre di quello non si preoccupa. Appena invece si dice tu hai una neoplasia, allora subito associa l'idea della morte, quindi tutte le problematiche psicologiche che voi conoscete bene, della incredulità, dell'elaborazione, eccetera, eccetera. E quindi appunto io porto l'esperienza e l'interesse degli oncologi per queste tematiche, soprattutto anche la disponibilità che vedo in tutti gli oncologi, sia quelli più anziani ma soprattutto nei giovani, di confrontarsi, quindi di collaborare anche con voi psicologi. Sentivo parlare prima dell'importanza del riconoscimento del ruolo per esempio io quasi tutti i giorni mi confronto con i nostri psicologi, anche magari quando si fa il giro in reparto per dire tu cosa pensi, darci qualche opinione e cercare un feedback reciproco per cercare appunto di riuscire a sviluppare delle modalità che non siano improvvisate ma che siano il più possibile competenti e adattate alla persona. Il secondo argomento che volevo affrontare è quello delle cure simultanee, quindi il concetto dell'integrazione che abbiamo già sentito dire, della integrazione precoce fra cure oncologiche attive, tra virgolette, e cure di supporto, e l'AIUM su questo ha fatto un lavoro molto importante, anche il dottor Azzarello e il dottor De Chirico ne sono impegnati, la dottoressa Zagonella, il mio primario, è stata il capofila insomma, del progetto di AIUM a livello nazionale per diffondere il concetto delle cure simultanee, quindi di pensare fin dall'inizio nelle persone, nei
pazienti che hanno malattie incurabili, con sintomi e con problematiche anche familiari o sociali, eccetera, subito di valutare l'integrazione con chi poi segue nel territorio i pazienti. Per cui ci sono molti convegni che vengono fatti su queste tematiche, e poi il riflesso appunto è poi il programma delle cure integrate, che è un modello che sempre più sta prendendo piede, ricordando che quando poi diventa più consapevole la scelta del trattamento di fine vita, di cui parlerà il dottor Azzarello, quindi la decisione consapevole e condivisa di interrompere le cure, quanto più si diffonde questa cultura di valutare attentamente i pro e i contro dei trattamenti chemioterapici di fine vita, tanto prima ci si ferma e quindi poi il paziente torna prima a casa, come diceva il dottor Techirico, prima il rientro a casa, e questo periodo a casa non è breve, cioè spesso pensiamo che noi facciamo la chemioterapia fino all'ultimo, che poi il paziente torna a casa 1, 2, 3 settimane. In realtà non è così, abbiamo pazienti che vivono a casa mesi, e anche recentemente ho ricevuto la lettera della moglie di un paziente che mi ha detto: le volevo informarla che il signor Tali è morto, dopo mi sembra 5 mesi dall'ultima volta che noi ci siamo visti, abbiamo continuato le trasfusioni a casa, abbiamo avuto il supporto del medico di base, grazie per tutto quello che avete fatto. E io sono rimasto sorpreso, perché avrei pensato che sarebbe mancato molto prima. In realtà il tempo è molto lungo, quindi anche lì è importante che il paziente possa ottenere il massimo della qualità di vita come controllo dei sintomi, e quindi qualità di vita non solo durante i trattamenti, non solo durante i farmaci ad alto costo, le nuove terapie, ma anche durante le ultime fasi di vita. Per cui auguro a tutti un buon lavoro e complimenti per questa iniziativa, e auguro dei futuri momenti proprio di confronto proprio su queste tematiche. Grazie e buon lavoro a tutti.